l'impressione è che noi abbiamo davanti un pontificato che durerà ancora per un bel po'. E questo naturalmente significherà anche avere a che fare sempre col tema del problema della salute del pontefice, perché poi la Chiesa, non essendo una democrazia, il Papa è Papa fino all'ultimo respiro nel suo letto, nel suo letto, a meno che non si dimetta, ma come abbiamo visto per la prima volta in oltre 400 anni, quello che ha fatto questo gesto è stato appunto Benedetto XVI. Non credo che Francesco, almeno per quello che si vede, per come è lui, non credo che lui lascerà il papato, non credo che rimetterà il suo ministero, poi il suo alto ministero. Poi sapete, tutto può succedere, tutto può essere. Però anche qua si pone sempre il tema dell'età che avanza nella Chiesa, l'età del Papa, il fatto che la vita umana sia allungata, per cui forse bisognerebbe cominciare a pensare, non dico a un Papa a scadenza, però all'idea che le dimissioni nei prossimi pontificati possano diventare molto più frequenti di quanto noi possiamo immaginare. Anche perché, vedete, di Leone XIII si diceva, specialmente superata la novantina, chi lo andava a visitare diceva il Papa conserva una certa freschezza, ma non è più in grado di prendere una qualsiasi decisione. Era l'anno 1903, ora siamo qui 120 anni dopo, è chiaro che un uomo di 88 anni non solo è perfettamente presente a se stesso, ma ha anche una capacità di reazione, di gestione che è ben diversa rispetto a quella che poteva avere un nonagenario all'inizio del XX secolo. Resta il fatto che appunto, non essendo la Chiesa una democrazia, tutto viene dall'alto e il legame con l'alto è lui. Quindi, fino a che Francesco è Papa, continua a papeare, per usare un'espressione sicula. Finché siamo Papa, papeiamo. Finché siamo papi, facciamo il nostro, svolgiamo la nostra missione di governo della Chiesa. È vero, vedremo che cosa succederà. Ovviamente al Papa auguriamo una pronta guarigione. I medici dicono che sarà un percorso un po' lungo, ma è chiaro che sarà un percorso verso la guarigione. Diamo un'altra occhiata, comunque il telefono è sempre aperto, 340-670-9659 le vostre zappe, oppure telefonate 0292947222, ma abbiamo una chiamata. Pronto, chi è là? Pronto? No, non è pronto. Ai ai ai, riprova, sarai più fortunato. 0292947222, se avete voglia sempre di intervenire attraverso il magnifico apparecchio inventato da Antonio Meucci, se no 340-670-9659. Intanto si sono fatte le 19, 11 minuti e 36 secondi. Sveva, sai che facciamo quasi quasi, va? Mettiamola sta bella poesia di Vito Coviello, mandiamola in onda che ho voglia di sentirla pure io. E allora, Aspetta se... Antonino, c'è la Dimmi. chiamata. Ah, perfetto. Pronto? Chi è là? Pronto? Non è pronto. Perché mi lasciate così? Perché mi illudete di una chiamata che non arriva mai? Eccolo, Per... eccolo. Pronto? Io non sento niente. Eccomi, Michele Oh, Caruso. eccoti qua, Michele, ciao. Bonsoir a tout le monde, un saluto noblesse oblige da parte mia, Michele Caruso. Madame, Ciao. monsieur, comment ça va? Ça va bien? Très bien, Messie, ben Oh trovato, là dimmi là. tutto. Eccoci, lasciamo alle spalle il Festival della canzone italiana di Sanremo, questo carrozzone mediatico intorno a cui ci sono state tante polemiche perché abbia vinto questo genovese dalle parti della città dei fiori, dalla costiera ligure sanremese, Olli con valore da nostalgia, quando invece ha sovvertito i pronostici del caso che sembrava volessero Vincenzi e Giorgio a 30 anni della consacrazione a Sanremo nel 95 con Come Saprei, con questa sua La cura per me, ma molto bravo anche
il nostro conterraneo calabrese come noi, Antonino Bruno Risas, con l'albero Sì, a Pienosi, voglia. che parla del lieto evento di diventare padre, della nascitura della figlia, e per non parlare della pura poesia teatrale di Simone Cristicchi dedicata alla madre quando sarei piccola, dove si narra della malattia neurodegenerativa come l'Alzheimer, dove lui si prende cura di lei, come quando lei se ne prese cura di lui quando era bambino. Veramente forse troppo per il festival, avrebbe meritato quantomeno il premio della critica. E poi tutto quello che c'è stato, mi è piaciuto molto il messaggio del Papa, di Papa Francesco, il duetto Noah con Miawad, sulle note di Imagine di John Lennon, toccante, mi ha commosso molto per un messaggio di pace, a volgere di tregua a questa guerra in Terra Santa israelo-palestinese. E poi anche la forza di una donna dimostrarsi così come senza parrucca, senza travestimenti, come Bianca Balsi nello sfoggiare i vestiti, calando la scalinata da Ariston, veramente mostrando di essere battagliera nella lotta contro un male che ancora non perdona purtroppo come il cancro. Sì. Comunque è stato un festival dove Carlo Conti ha messo al centro la musica, la canzone, e tutto sommato è stato un festival anche impegnato, è vero Antonino? Sì, anche perché è stata una gara di canzoni anziché una serie di sproloqui uno dietro l'altro, per cui a me è piaciuto molto. Sì, anche da parte mia il giudizio è assolutamente positivo. Se vuoi vado con il mio editoriale. Vai! Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio, il Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Il governo incalzato sul caso Paragon, oggi al question time alla Camera dei Deputati, aveva deciso di non rispondere in aula. Poi il ministro della giustizia, il guardasigilli Carlo Nordio, che ha risposto to cura a una domanda del deputato Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva. La vicenda è quella legata allo spionaggio effettuato con il software di un'azienda israeliana che ha colpito giornalisti e attivisti anche in Italia. La domanda ha riguardato la polizia penitenziaria. Giaccuse è stato mosso perché sarebbe molto grave se ci fosse uno spionaggio sul giornalismo in Italia. Nessuna persona è mai stata intercettata da strutture finanziate dal Ministero della Giustizia nel 2024. Nessuna persona è mai stata intercettata dalla polizia penitenziaria. Certa stampa e chi fa insinuazioni non vere magari ne risponderà, ha detto il guardasigilli in aula. La replica di Faraone non si è fatta aspettare, ha messo in luce le ambiguità del governo. Ieri avevate detto che non si poteva rispondere perché c'era il segreto di Stato, lo ha detto il sottosegretario Mantovano, che non si poteva rispondere. Lei oggi invece viene qui a spiattellare tutto quello che era segretato, ma è incredibile, ma siamo nelle mani di nessuno, ma si rende conto, non c'è nessun coordinamento, un ministro dice una cosa, un altro ministro dice l'opposto, siamo nelle mani di nessuno e qui tutto passa come se nulla fosse accaduto. Ma noi vogliamo vederci chiaro fino in fondo su questa vicenda, perché ci dimette il DAP e quindi le procure. Qui c'è una storia che va raccontata una volta per tutte, chi ha utilizzato Paragon e per quali finalità. Insomma, c'è tutto un caso che è stato sollevato, si parla di questo spyware Paragon, era in uso, no, alla polizia penitenziaria, c'è qualche cosa da dire perché non ci si espone, forse qualcuno ha paura, deve nascondere qualcosa. In democrazia, in un stato di diritto liberale, la libertà di stampa è sacra e dunque essendo una cosa sacra non si può dare tregua a qualcosa del genere. Vado a concludere, non si è fatta attendere la segretaria anche del PD, Amy Klein, che ha commentato che il governo Meloni sarà ricordato come il governo della fuga perenne, campioni del mondo di carità barile con le proprie responsabilità. Infatti dopo l'inquietante liberazione del criminale fatto ripatriare in Libia al-Masri, in cui Giorgia Meloni si è data la latitanza, dopo essere stata raggiunta da avviso di garanzia indagata per favoreggiamento peculato, con il Parlamento e il governo tenta di fogliarsela anche sul caso Paragon. Tu che cosa ne pensi, Antonino? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ma io penso che se il ministro
della giustizia, che è una persona seria, capace e preparata, viene e dice che nessuno viene spiato, devo credere al ministro della giustizia, né più né meno. Tutto qua. Bene, allora alle 19, 18 minuti e 20 secondi, se avete voglia di intervenire, 02 9294 7222, oppure le vostre zappe 340 670 9659, oppure ancora, io direi, Sveva, se hai pronta la poesia di Vito Coviello, diamoci un momento di poesia, per cui momento che vi leggo anche il titolo di tale poema, eccolo qua, vediamo, sì. Allora, se tu sei pronta, ascolteremo adesso Viola di campo del nostro Vito Coviello. Vai, Sveva. Viola di campo. Viola di campo, fiore profumato, tu aspetti ancor colui che non ritorna. Viola di campo, fiore più bello del prato, il sogno più bello è quello che ancor non hai sognato. Viola di campo, fiore vellutato, l'amor più bello è quel che ancor non hai amato. Viola di campo, fiore dell'amor colorato, sarà chi dall'aria ascolta i suoi sospiri e gioirà del tuo profumo, che coglierà il tuo fiore e ti darà amore, e sarete innamorati e felici ed insieme per sempre. Antonino? Antonino, ci senti? Antonino, ci senti? Nel 1977, a Radio Alice, qualcuno di voi se la ricorderà, un tizio telefonò al numero della radio. Quando gli risposero, chiese di essere messo in onda e fece un assolo di violino straordinario. Dopodiché, come aveva chiamato, chiuse la chiamata. Ecco, noi non abbiamo gli assoli di violino, ma abbiamo i blitz poetici di Vito Coviello, e se permettete, anche questo è mantenere lo spirito vero delle radio libere degli anni 70, che continuano, come vedete, a vivere con queste improvvisazioni, con questi blitz poetici, con questi contributi da parte di tutti e ciascuno di voi. Vito, che poesia stupenda, che poesia stupenda. Le viole di campo me le hai fatte vedere mentre il vento le accarezza in mezzo alle nostre campagne e aspettano chi non tornerà. È proprio così, mio caro, è proprio così, caro Vito. È proprio così. Ci sta, a quest'ora un po' di poesia ci sta, anche perché viviamo già in un'epoca abbastanza orribile, per cui un po' di delicatezza, un po' di poesia aiuta, e non poco. Le 19, 22 minuti e 43 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere che cosa succede a proposito ai Campi Flegrei. C'è un
take dell'agenzia ADN Kronos. Se permettete, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dall'area dei Campi Flegrei e di Napoli. Forza, perché naturalmente è un momento un po' concitato. L'ADN Kronos, Campi Flegrei, bufera su parole siciliano, con scossa di 5° grado contiamo i morti. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, commenta all'ADN Kronos la frase del capo del Dipartimento della Protezione Nazionale: sicuramente argomenterà. Smorza i toni invece il primo cittadino di Bacoli, Giosi della Ragione, una frase infelice: gli industriali, dichiarazioni gravi, chiarisca. E polemica sulle parole pronunciate ieri sera al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano sulla situazione nei Campi Flegrei. Se c'è una scossa di 5° grado, crollano i palazzi e conti i morti, ha detto durante l'incontro pubblico sul tema a Monteruscello. La frase di Ciciliano è stata in risposta a una signora che in modo strumentale non voleva accettare le risposte di chi era al tavolo. Chiedeva sempre le stesse cose, ha detto all'ADN Kronos il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, precisando che se c'era pericolo di crolli, Ciciliano l'avrebbe detto. Non l'ho ancora sentito, lui è una persona intelligente, sicuramente argomenterà, conclude il sindaco. È stata una frase infelice dettata dalla concitazione del momento, dice invece all'ADN Kronos il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione. Sono certo che il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Siciliano, che ho avuto modo di conoscere e che ha voluto essere presente per esprimere la sua vicinanza al territorio, saprà chiarire il suo intervento. Da quando stiamo affrontando questi eventi sappiamo che il punto massimo di magnitudo attesa per gli eventi bradisismici è 5,1 e ci dobbiamo convivere. Ieri ho preferito ascoltare la rabbia dei cittadini esasperati. Quando si svolgono assemblee pubbliche si deve avere attenzione e rispetto per questa forma di malcontento popolare motivata dalle condizioni attuali. Anche oggi ci sono state altre scosse di magnitudo 3. Ho apprezzato, al netto di qualche eccezione, l'atteggiamento responsabile dei cittadini. La crisi segna tutti, dobbiamo essere in sinergia con loro. Benvengano anche i chiarimenti, ha aggiunto il sindaco, che ha voluto poi chiarire: la risposta da dare in caso di eventi bradisismici di magnitudo 5 c'è e sta nell'attuazione della fase 3 del piano bradisismo approvata alla fine del 2024, che riguarda lo sgombero temporaneo di 15.000 abitanti e che riguarda una parte di Pozzuoli e una parte di Napoli. Parla invece di dichiarazioni gravi che richiedono un immediato chiarimento la nota del presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Costanzo Iannotti Pecci, e il presidente Acen, Angelo Lancellotti. Sentiamo a credere che abbia pronunciato o voluto intendere ciò che è stato riferito dagli organi di stampa. Se infatti un possibile innalzamento dei livelli di magnitudo delle scosse sismiche in atto nell'area può provocare distruzione e morti, è inammissibile che non si sia provveduto a definire un piano di emergenza a salvaguardia delle persone dell'area potenzialmente pericolosa. Finora, dagli enti preposti al monitoraggio del fenomeno, sono sempre state prodotte valutazioni relativamente assicuranti per quanto riguarda il rischio di eruzione vulcanica, scrivono. Le dichiarazioni di Ciciliano aggiungono: se non basate su dati scientifici inoppugnabili, sarebbero ancor di più inopportune, non solo per la preoccupazione e il panico che possono contribuire a diffondere nella popolazione, ma anche per i danni indotti per le attività economiche dell'area, a cominciare da flussi turistici. Se al contrario fossero fondate, richiederebbero un'urgente risposta alla domanda: cosa si sta facendo per evitare un disastro? E con questo direi che ci possiamo avviare alla chiusura di questa puntata. Sono le 19, 27 minuti e 10 secondi. Abbiamo un ultimo aggiornamento da parte dell'ANSA che batte ora un flash: Papa, lieve miglioramento degli indici infiammatori, quindi il Papa sembra andare a star meglio. Falso in bilancio, poi abbiamo la Procura di Roma, sempre l'ADN, l'ANSA, falso in bilancio, ha chiesto il processo per De Laurentiis, e poi il report: in Italia il 36% dei manager è donna, ma la parità è lontana, e finiamo con un segno di speranza. A Torino ha asportato un tumore di 20 centimetri sollevando il cuore, l'intervento è durato 10 ore.
L'operazione alle molinette, la massa alla ghiandola del timo comprimeva anche un polmone, la testimonianza del paziente. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vi ringrazio come sempre, appuntamento domani alle ore 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, ci sarà come sempre l'ufficio cambi e Epos con Gabriella Ronza. Noi ci salutiamo e ci sentiamo un bel pezzo dopo la sigla finale. Lucio Dalla, Telefonami tra 20 anni, del 1981, dal Q-Disc che uscì quell'anno. Ve li ricordate i Q-Disc? No, basta, se no davvero qua ci perdiamo nella nostalgia, facciamo un'altra edizione dei migliori anni con Carlo Conti. Bene, ok. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.